E continuiamo a parlare di sicurezza con il primo ospite della serata, Raffaele Padrone, dirigente sindacale di FSP Polizia. Grazie per essere in nostra Grazie a compagnia. lei, Tania, grazie. Abbiamo sentito due servizi sui controlli e sulle spiagge. La movida durante l'estate si fa intensa, soprattutto appunto per quanto riguarda i più giovani. Come si può agire per prevenire i fattori che appunto riguardino la violazione della legge? Ma come ogni anno ci troviamo a discutere su un stato di ferie che porta, di euforia che porta i ragazzi a divertirsi un po' di più, ma è una cosa che ormai è conosciuta, che sappiamo da anni, da decenni, da sempre. Si festeggia in questa maniera. Episodi ci sono stati, abbiamo sentito anche l'assessore a Lignano che ricordava quella rissa e da lì possiamo solo dire che praticamente questi episodi auspichiamo che non si verifichino più in maniera violenta. Purtroppo, come dicevo in premessa, sono situazioni che noi conosciamo, situazioni che insomma si torneranno a verificare sicuramente. Noi auspichiamo che tutte le forze messe in campo, quelle che ci sono, o meglio prese e messe lì solo per questa attività di controllo in questa settimana più calda del solito, così come avviene anche per la rete autostradale, dove ci sarà anche l'ausilio di un elicottero. Io credo che insomma la confusione che ci sarà e ci sarà sempre nelle spiagge o nelle serate un po' più calde, quelle del 15, i famosi divertimenti, i gavettoni, queste cose non comportino episodi gravi, ma poter evitare e pensare di poter evitare diventa veramente difficile. Va benissimo tutte quelle situazioni che possiamo mettere in campo, le telecamere, ma quello servono per, ripeto, per i reati più gravi. E auspico che il divertimento ci sia, perché dopo 2 anni e mezzo di lockdown sull'attività, sulle feste, le sagre, vediamo che la gente ha voglia di mettersi in piazza, di divertirsi. Abbiamo visto i concerti, sono andati tutti bene, anche i concerti, quindi voglio dire, non è che divertirsi è sempre uguale a episodi di violenza, no? Gli episodi di violenza succedono anche qualsiasi altra venerdì, sabato sera, tant'è che abbiamo rimesso, dopo anni, abbiamo rimesso dei controlli proprio specifici per l'attività delle stragi del sabato sera. Avete visto che ci sono stati numerosi controlli, anche nella nostra questura sono stati messi in campo uomini per poter venire incontro al controllo del territorio in queste giornate particolari. Ripeto e concludo nell'augurare che il divertimento non sia o non sfoci in violenza, però il divertimento c'è. Ci vorrebbero sicuramente il quadruplo dei uomini che vengono messi in strada o in piazza durante le manifestazioni notturne di quelle sere. Auspico solo che si capisca che la gioventù è cambiata e le istituzioni che sanno anche questo riescano a mettere in campo insomma una fattispecie di barriera per quelle che sono poi solo le violenze. Per il resto il divertimento non lo possiamo bloccare, non lo bloccheremo, basta girare per le spiagge in questi giorni, vediamo cosa c'è. Attenzione invece per quando ci si mette in strada, di non mettersi veramente in strada in stato di ebbrezza, perché si finisce, si spezzano vite magari veramente giovani e magari si va a causare incidenti su persone che stavano solamente passeggiando o transitando con la propria autovettura. Quindi il controllo ci saranno i controlli in autostrada, ripeto, per il personale che c'è, ma ci saranno dei controlli chiaramente più intensi, perché ormai conosciamo da sempre le famose partenze e le giornate di bollino nero. Con questo ringrazio
e gli auguri chiaramente di un buon Ferragosto a tutti. Un Ferragosto sicuro anche. Grazie a Raffaele Padrone e ricambio insomma gli auguri. Grazie a voi, grazie alla redazione. Parliamo di Covid-19, in calo i nuovi casi di positività in Friuli, Venezia Giulia e Veneto, a fronte anche di un calo di tamponi, stabile il numero dei ricoverati. Sentiamo.